Cari amici, buongiorno, buon Natale a tutti, 25 dicembre 2023 e siamo a Nervesa della Battaglia. Siamo in compagnia di Luana Del Tuoni, che è una delle organizzatrici di questo bellissimo presepe che vedremo passare in sovraimpressione. Ben ritrovata Luana, auguri, buon Natale. Grazie, tanti auguri anche a te. Raccontaci un attimino questo bellissimo presepe che stiamo vedendo in sovraimpressione. Noi come al solito partiamo da un'idea che poi realizzandola ogni volta cambia. L'idea di quest'anno era quella di fare un presepe innevato, di fare una montagna molto alta con una chiesa, una specie di santuario con la sua borgata, da lì venire giù e mettere la natività velata, leggermente velata da una piccola cascata d'acqua, proprio a simboleggiare il fatto che Gesù è in mezzo a noi, ma lo dobbiamo cercare. Non è così semplice, non si palesa davanti a noi, ma dobbiamo cercarlo anche col cuore, che ultimamente ci dimentichiamo di ricercarlo sul serio. Vorremmo tutto pronto come il take away e invece non è così, insomma. Bisogna andare dentro e scavare nell'anima. Sì, dobbiamo scavare anche all'interno della nostra anima, non solo cercare così. Guarda, mentre le immagini corrono, so che tu vuoi ringraziare i tuoi 3 baldi collaboratori. Certo, in primis naturalmente mio marito Valerio, che è quello che mi fa le casette, che prepara la base, la parte strutturale più grossa e poi la parte dei collegamenti elettrici. Ma non dimentico sicuramente né mio figlio Diego né Valentino, che anche loro con la loro parte artistica hanno creato questo nostro presepe. Noi ti abbiamo rubato al pranzo di Natale, adesso ti lasciamo tornare subito, non prima però di aver ricordato che c'è un giochetto per tutti i bambini di Nervesa, di trovare un animale particolare. Quale quest'anno? Quest'anno, gli anni scorsi avevamo gli orsi, avevamo le tartarughe, quest'anno abbiamo le marmotte, le cercate. E quindi bambini che verrete qui a Nervesa a visitare il presepio, poi adesso Luana vi dirà dove esattamente trovare il presepio da visitare. Bambini, vi ricordate, venite qui a visitarlo, trovate la marmotta e vedrete tante belle novità. Dove lo troviamo questo bellissimo presepio? A Nervesa, nella chiesa parrocchiale, in via Chiesa 1. Quindi Luana, io e tutti i collaboratori di Luana vi auguriamo buon Natale, buon felice Natale 2023 e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille a tutti, buon Natale e arrivederci.